Sono proseguiti per tutta la notte gli interventi di messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Trieste dopo la forte ondata di maltempo che nella giornata di ieri ha colpito l'area giuliana. Alle 8 di stamani le richieste di intervento in coda erano ancora una cinquantina e al cambio turno sono state trattenute in servizio 15 unità smontanti dal turno notturno. Nell'arco della giornata di ieri gli interventi portati a termine dal comando triestino sono stati 60, mentre alle 20 erano un centinaio le richieste ancora da gestire. Alberi caduti e pericolanti, allagamenti, caduta di manufatti e il soccorso ad automobilisti bloccati con le proprie autovetture hanno impegnato 6 squadre che hanno operato con il supporto dell'autoscala e di un autogru. Disagi si registrano ancora al Monumento Nazionale della Risiera di San Sabba, che come informa il Comune di Trieste resterà chiuso al pubblico anche nella giornata odierna a causa dell'allagamento registrato ieri. Da inizio dell'allerta arancione fino a ieri sera, informa la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, gli effetti del maltempo sono stati impegnati 120 volontari con 45 automezzi. Al numero unico d'emergenza 112 sono giunte oltre 700 chiamate legate al maltempo, di cui la gran parte nel pomeriggio e provenienti principalmente dalla provincia di Trieste. Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti